La più cordiale buonasera. Siamo orgogliosi dopo tanti anni rappresentare qui a questa bella festa a Sudì la gara con So Cantadores. È un onore per noi avere un bel pubblico di amici, di appassionati del settore che ama il canto e lo seguono sempre in tante feste. Giustamente questa serata è fortemente voluta dall'amministrazione comunale qua di Sudì e tutti gli appassionati che l'hanno richiesta. Iniziando questa bella serata da parte nostra, il nostro bel pubblico, è doveroso salutare e ringraziare per l'iniziativa tutti i componenti dell'amministrazione comunale. Un bel applauso per gli organizzatori. L'amministrazione è giustamente un comitato che lavora tanto per fare questa bella festa e quest'anno fortemente hanno voluto i Cantadores. Ha iniziato con l'organetto, adesso continua con la fisarmonica, si è sempre l'abitudine di presentare perché i veri protagonisti sono i Cantadores, però lui, un giovane straordinario che sta dando tanto al canto sardo con grande bravura, con grande impegno, con grande serietà. Lo ha dimostrato con l'organetto, lo dimostrerà ancora dopo con altri balli e adesso anche nell'accompagnare i Cantadores con la fisarmonica. Un bel applauso per Alberto Caddeo. Tre voci fantastiche che cantano in modo delizioso il vero canto con melodia, con sentimento, con grande arte. Un cantatore che è una vita oltre 45 anni, sempre grande serietà, grande bravura, ha rappresentato il canto sardo in tutto il mondo e ritorna dopo qualche anno sempre con grande voglia di divertirsi cantando a chitarra assieme al suo bel pubblico. Un bel applauso per Gianni De Nanni. La melodia, il sentimento, una grande esperienza, sono quasi 30 anni o forse qualche anno in più, che delizia. Ha iniziato ragazzino il canto e lo fa sempre con grande arte, con grande bravura, con grande simpatia ed è amato in tutti i paesi della Sardegna per la sua splendida voce. Franco De Sena. Terzo grande talento del nostro bel canto sardo, la sua voce da tanti anni delizia tutti con grande melodia, grande sentimento, con grande compostezza, sempre in tutte le serate, sempre dà il massimo del suo fantastico repertorio. Un bel applauso per Daniele Giallara. La fisarmonica l'abbiamo già applaudita, glielo ripetiamo, Alberto Caddeo alla chitarra. Mi fa piacere ritornare per questa bella festa grazie al comitato, all'amministrazione e alla chitarra Nino Manca. Iniziamo come sempre la nostra bella serata, ci sono messi già d'accordo, i segnali sono tutti sulla mia destra. Inizia Gianni De Nanni, canto in re, buon ascolto e buon divertimento. Caros amigos, sois escuchade una hora de melodía. Sempre unidos oremos
sempre